Buonasera amici telespettatori, bentrovati. Siamo ancora in trasferta in una location che è il ristorante Al Most del Valli del Natisone a Cividale, e questa sera abbiamo come ospite con noi Adriano Luci. Benvenuto Adriano. Grazie, buonasera a voi. Imprenditore, ma io desidero ricordarlo nel suo incarico forse più complicato da quello che dice la storia, perché dal luglio 2007 al 2013 ha assunto la presidenza dell'Associazione Industriali di Udine nella peggior fase dell'economia dopo il dopoguerra. Cosa ti impressiona maggiormente di quel periodo, Adriano? Ma innanzitutto è stata un'esperienza fantastica e diciamo che ho visto tutto positivamente, nonostante le difficoltà, perché ho scoperto anche un mondo che in parte conoscevo, ma che in parte ho conosciuto con la carica di presidente, fatto da decine e decine di imprese, di imprenditori che ogni giorno sono sul campo a lottare per cercare di difendere il proprio lavoro e dei loro collaboratori. Come dicevi tu, è stato il periodo più complesso, però alla fin fine vediamo che i periodi complessi si ripetono, no? Quindi la cosa più importante che abbiamo fatto è stata quella di stare vicino alle imprese e agli imprenditori, cercare di dare quella giusta solidarietà, quella giusta, diciamo, espressione di unione soprattutto, no? Per sentirsi un po' più forti rispetto a un nemico che era proprio quello della crisi economica che diciamo, è stata dirompente. E abbiamo creato anche le condizioni per aiutare, per contribuire ad aiutare diciamo, determinate situazioni. Ce l'abbiamo anche fatta in molti casi, purtroppo in altri no, perché abbiamo avuto anche delle situazioni di fallimenti che purtroppo nessuno avrebbe mai voluto. Però insomma diciamo che in periodi difficili si concretizzano delle situazioni che magari partono da lontano con delle grandi difficoltà e che nei momenti poi diciamo più pressanti vengono poi diciamo a galla in maniera preponderante e non consentono di procedere, insomma. Ecco, quindi diciamo sta nelle cose che quando ci sono delle difficoltà qualcosa di negativo appare e non si riesce a risolvere. Poi abbiamo cercato di mettere in vetrina il mondo delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, perché riteniamo che gli imprenditori friulani siano più abituati a fare che a dire quello che fanno, no? E quindi il fatto di così cercare di metterli un po' in vetrina credo sia stato un elemento importante proprio per far capire insomma quello che è il valore del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. E ci siete riusciti molto bene, devo dire la verità, è stato qualcosa di molto importante. Allora, mentre parlava Adriano Luci abbiamo sentito anche un rumore di sottofondo di una bella moto, perché qui al Risto Bar, a San Pietro al Natisone, lungo il fiume Natisone, ci sono molte attività e molte possibilità, dalla canoa alla bicicletta alle moto, e sono molte le persone che appunto si fermano qui per questo tipo di attività, e io invito quindi a fermarsi qui. Ma torniamo a Adriano Luci e a questa esperienza appunto di presidente di Confindustria. Allora, un ricordo personale. Eravamo in aeroporto ad attendere il volo di rientro da Roma su Trieste, e arrivi tu, arrivo io, arriva Adalberto Valduga, arriva Giovanni Fantori, tutti e quattro insieme, ed era alla vigilia dell'assunzione della tua presidenza. E sia Valduga sia Fantoni, tuoi predecessori in presidenza di Confindustria, alla mia domanda, io faccio le domande, che ce vuoi fare, alla mia domanda, ma allora farà lui il presidente di Confindustria? La risposta con la testa è stata sì, ma con la bocca è stata molto più eloquente, perché hanno detto ambedue sì, certamente, perché è il migliore.
Questo è quello che dissero quelle due persone. Tu rimasi un po', io ti guardai un po' arrossito, un po' meravigliato, un po' non imbarazzato ma colpito di questa scelta di questi due capitani di industria che avevano individuato la tua persona per traghettare. Ricordi quella giornata, quella serata? Ti ringrazio, anzi, ma devo dire che il presidente Valduga non era così poi loquace, no? E non regalava mai niente, no? Ecco, quindi sentirmi dire da lui una cosa del genere ovviamente mi ha messo in una situazione un po' imbarazzante, positivamente però, ecco, anche perché è stato per me un grande maestro come lo è stato anche Giovanni Fantoni. E credo di aver vissuto il periodo più bello delle associazioni industriali, non me ne voglia nessuno, perché c'è stato il passaggio da Melzi a Valduga, da Valduga a Fantoni, quindi un momento particolare anche dell'economia, però con dei grandi imprenditori. Io ricorderò sempre anche il Cavalier Pittini a livello di presidente regionale, no? Di Caligaris, quindi persone che hanno dedicato la loro vita come capitani di impresa, ma che sono stati capaci anche di donare il loro tempo ai colleghi imprenditori, assumendo un incarico importante che devo dire ti prende molto tempo e soprattutto ti prende anche come passione, perché mi sono reso conto delle grandi opportunità, delle grandi cose che si possano fare mettendo insieme il sistema, facendo veramente squadra. Ma facciamo un passo indietro alla notte dei tempi, ma non perché tu abbiamo la stessa età, credo, ma parliamo dell'azienda di famiglia e i tuoi primi passi che hai fatto assieme ai fratelli. Ricordiamo che il gruppo Luci fa parte di un'impresa con diverse società che si dedicano alla generazione di energia da fonti rinnovabili, all'ecologia e altri servizi. Ricordi il tuo primo giorno di lavoro? Qual è stato il tuo primo incarico? Ma non lo posso dire in termini di primo giorno di lavoro, perché se lo racconti oggi magari potrebbero anche non crederti. Noi fratelli, noi siamo quattro fratelli che lavoriamo in azienda, poi in totale eravamo in 6, quindi un numero importante, 3 maschi e 3 femmine. 3 maschi e una femmina lavorano insieme ormai da una vita, ma noi tutti abbiamo iniziato molto giovani a lavorare in azienda. Quindi il primo giorno per me non saprei dire qual è stato, però sta di fatto che già dalle scuole elementari, quando al pomeriggio si dedicava un po' di ore a dare un aiuto a mio padre, ed estate si passava l'estate a lavorare insieme a lui per cercare ed è stato così un po' un crescendo di impegno, e di fatto abbiamo iniziato tutti molto giovani, direi all'età di 15-16 anni a tempo pieno. La vostra azienda si occupa anche di sostenibilità ambientale, nello specifico. Quindi quali sono i progetti che vi vedono protagonisti per l'immediato futuro in tal senso? Ma ti ringrazio per questa domanda, perché mi dà la possibilità con orgoglio di parlare di un progetto sulla quale stiamo investendo molto, soprattutto in termini di impegno personale e di risorse, che è un progetto che noi abbiamo chiamato B-Ability. Allora, B sta per ape in inglese, e ability sappiamo che è legato un po' al mondo delle abilità, della sostenibilità, è un po' un gioco di parole, no? Perché l'ape? Perché l'ape è un animale che va di fiore in fiore e cerca di contaminare o comunque di depositare, no? le sue peculiarità, no? E quindi noi vorremmo con questo progetto cercare di contaminare il sistema che conosciamo, che è il sistema produttivo prevalentemente, con dei progetti legati alla sostenibilità che facciano sì che ci sia una visione della sostenibilità e della circolarità molto più concreta rispetto a quello che possono essere le mode, no? Perché è facile dire noi siamo sostenibili, piuttosto dimmi in che modo sei sostenibile, dimmi con che parametri, no? Allora stiamo cercando di impostare un meccanismo, un lavoro che ci consenta di intanto misurare chi siamo e cosa siamo capaci di fare, e poi su questa base impostare un lavoro di miglioramento e anche cercare di contaminare le aziende con le quali collaboriamo.
In questo progetto abbiamo destinato un luogo ad hoc perché abbiamo pensato che non si potesse fare part-time, che fosse un impegno da fare al 100% come impegno lavorativo per quanto riguarda determinate persone, il nucleo di persone. Siamo partiti con 4 persone, adesso ne abbiamo coinvolte 11 e diventeranno 15 nei prossimi mesi. Sono tutte persone laureate, giovani, medio giovani che hanno alcuni delle competenze, altri le stanno assorbendo e acquisendo, e poi ci sono dei neolaureati che sono partiti un po' da lontano cercando di fare uno stage in azienda piuttosto che anche la tesi di laurea su alcuni argomenti legati alla sostenibilità, e che porteranno questo team di lavoro a supportare le aziende in maniera a 360 gradi. Ecco, forse quando diciamo questo magari pensiamo, o io penso di esprimermi male, perché diventa difficile dire sono capace a fare tante cose, no? Però quando nel tempo si costruisce un percorso dove le persone acquisiscono competenze e si mettono competenze su competenze, si è anche in grado di fare un certo tipo di lavoro che consenta proprio di fare un progetto serio che abbia una sua durata nel tempo e soprattutto consenta a noi di avere una visione, perché se hai una visione, un sogno, forse riesci anche a costruire un cammino adeguato, no? Coerente a un progetto serio. Se invece lo butti là come la moda del momento, che pare per alcuni aspetti essere non la moda del momento, allora io credo che il risultato è sicuramente negativo. Dobbiamo anche ricordare che il Recovery Fund mette a disposizione 1/3 delle risorse nel green e nelle transizione ecologica, no? Quindi quella è la strada maestra, almeno per quanto riguarda la comunità europea. Siccome noi siamo nella comunità europea, credo che questo progetto sia coerente con quello che sono le linee guida. E ricordiamo anche che proprio il periodo del lockdown, quindi il periodo Covid, vi ha visto attivi in modo molto immediato. Vi siete reinventati tutto quello che riguarda un po' la sanificazione dedicata agli ambienti, nello specifico per quanto riguarda il Covid. In che modo in particolare siete ancora attivi su questo fronte? Beh, ci siamo organizzati per le sanificazioni degli edifici, delle imprese, degli uffici, delle fabbriche, e in più abbiamo sviluppato un progetto per la gestione della qualità dell'aria, dove abbiamo un'azienda che da 30 anni si occupa di questo, ma in questo senso abbiamo sviluppato un progetto per la quale abbiamo anche ottenuto un brevetto che consentirà di intervenire in termini batteriologici sulla qualità dell'aria nei luoghi di lavoro, nei grandi edifici, in testa alle grandi banche, piuttosto che le grandi torri che oggi vediamo, piuttosto che i centri commerciali o quant'altro. Quindi un progetto che continuerà, perché al di là di questa piaga che ci ha afflitto, che speriamo presto termini, è un po' cambiato tutta la percezione degli ambienti e dei luoghi di lavoro, è stata completamente rivoluzionata, quindi non è un progetto che è iniziato e termina, ma si continuerà a sviluppare anche in futuro, proprio perché le esigenze, lo vediamo anche nei locali pubblici, ormai sono diventate completamente diverse. Oltre alle aziende, voi siete anche operativi con qualche, anche per quanto riguarda il piccolo, il privato o... No, noi nel settore privato non operiamo direttamente, poi abbiamo dei distributori che intervengono loro sui loro clienti, che possono essere anche privati. Bene, ma torniamo un attimo, Antonella, scusami, torniamo un attimo al tuo aspetto confindustriale del passato e immaginiamo per un attimo che tu possa essere oggi il presidente di Confindustria Udine. Allora, come sai, Michelangelo Agrusti è presidente di Confindustria Alto Adriatico, ha unito Pordenone, Trieste e Gorizia. Udine è rimasta fuori.
prima considerazione su questo aspetto, perché Udine rimane fuori e perché non si può puntare decisamente ad una unica Confindustria regionale. Seconda domanda, legata probabilmente anche a questa. Pordenone si è agganciata fortemente a Trieste. Trieste, città logistica, città che ha il porto, città che ha delle enormi opportunità davanti a sé. PNRR, fondi per il porto di Trieste sono veramente considerevoli, e nel tessuto industriale di Pordenone ci sono imprese che forniscono sia al porto di Trieste sia alla Fincantieri di tanti strumenti, strumentazioni, di tanti aspetti. Non c'è il rischio che con queste due situazioni Udine possa rimanere fuori, possa rimanere al palo? Ma lasciare fuori Udine da un progetto regionale strategicamente lo vedo un grande errore. Poi, come sempre capita, le idee e i progetti camminano sulle gambe degli uomini. Quindi, permettimi, degli uomini e delle donne, perché abbiamo anche una donna alla guida di Confindustria Udine. Ovviamente. Credo che le relazioni probabilmente non sono così buone da poter ottenere un risultato positivo. Ripeto, però lo ritengo un discorso miope, perché c'è bisogno di fare squadra. Noi siamo una piccola regione, di conseguenza sì, questo fatto di pensare di escludere uno rispetto ad altro non credo sia una buona idea, soprattutto pensando che insomma, Udine ha un ruolo importante nel sistema industriale della nostra regione, e a mio avviso non credo che nessun presidente possa ridisegnare diciamo, il piano politico della nostra regione, e quindi ci vorrà un momentino di tempo forse, ma le cose si dovranno sicuramente mettere a posto. Quindi l'auspicio è che si concluda a breve questa schermaglia, insomma, questo gioco di fioretto, che alla fine gli associati non sono interessati a questo, e quindi il vero problema è capire come affrontare i mercati internazionali, come sviluppare meglio le imprese, come fare più ricerca, come cercare di applicare più diciamo, tecnologie moderne. Quindi credo che non siano questi i veri problemi, però ci sono anche questi sul tavolo, e spero e credo che nel giro di poco tempo arrivino ad una soluzione tale per cui insomma, la regione sia compatta di fronte a un nemico che è quello oggi della pandemia, ma contemporaneamente non dobbiamo dimenticare l'aggressività dei mercati asiatici, no? E anche diciamo, del mondo che sta sopra di noi, che è diciamo, la Russia piuttosto che i paesi contermini. Ecco, proprio di questo volevo farti una domanda. Per i giovani che oggi desiderano diventare imprenditori, esponendosi in tutti i sensi con una nuova start-up, una nuova attività, tu da imprenditore quale settore consiglieresti di puntare? Qual è veramente l'argomento che potrebbe far fronte a queste invasioni, questi rischi di cui hai citato prima? Ma io farei un passo indietro dicendo che in passato la nostra imprenditoria, ma parlo di quella nazionale, no? Si è forse dedicata troppo ad esportare il know-how, cercando di spostare le fabbriche, ragionando solo e magari anche esclusivamente sul costo della manodopera, perché un conto è fare una fabbrica in un paese perché poi quella fabbrica vende su quel mercato, e un conto è fare una fabbrica in un altro paese per beneficiare di chissà quale motivo, diciamo, piuttosto la manodopera piuttosto che altro, e esportare verso il nostro paese. Abbiamo visto che insomma anche tutti i veneti che si erano spostati in Romania, anche alcune aziende nostre regionali, alla fine sono ritornati a casa, sono rimasti nei paesi solo quelli che lavorano e vendono in quel paese, no? E questo credo sia la strada maestra, la strada corretta. Quindi cosa hanno fatto? Hanno investito in quei paesi rischiando, perdendo tempo, perdendo denari che non hanno consentito di investire nella propria azienda nel territorio nazionale. Ecco. Secondo me questo per tante imprese è stato un grande errore. Quindi oggi io, se dovessi fare, diciamo così, dare un suggerimento, siccome comunque sono innamorato del manifatturiero,
Non credo che un paese possa vivere senza il manifatturiero. È vero che siamo nell'ottica di un mondo del servizio, ma il servizio chi lo dai? Devi darlo a qualcuno, e qualcuno è l'industria. Vediamo che quando gira un'industria è tutto attorno si creano le situazioni per 1000 lavori, ma quando non c'è l'industria sì, alla fine o fai turismo e basta, che anche quello è comunque una buona attività, ma non di più, insomma, ecco. Quindi io credo che il suggerimento sia avere buone idee, cercare di avere buone idee, soprattutto non avere paura a copiare, ma non lo dico come un elemento negativo, lo dico come se si copia dal migliore va sempre bene, no? Voglio dire, perché poi c'è la rincorsa a migliorarsi ancora, no? E poi cercare di avere le idee molto chiare e di corrispondere a quello che sono le vere esigenze, diciamo, del cliente, del potenziale cliente, perché tutti siamo abituati a dire il cliente prima di tutto. E poi ovviamente il cliente viene messo da parte nel momento in cui devo fare le cose come si deve, no? Ecco, quindi una maggiore attenzione alla qualità delle persone, cercare di avere personale formato e se non lo è continuare comunque alla sua formazione nonostante che si inseriscano in azienda giovani generazioni con lauree piuttosto che master, ma la formazione è continua, deve continuare cammin facendo perché ci sono delle evoluzioni tali per cui quello che è vero oggi non è più vero la prossima settimana e di conseguenza tu devi adeguare la tua organizzazione a queste esigenze. E poi soprattutto evitare di essere troppo pesanti, perché se devi volare ovviamente devi scaricare carburante, no? Quindi non è più il mondo dei grandi immobili, delle grandi capannoni, piuttosto che bisogna avere il giusto equilibrio, la giusta attenzione ad investire in maniera equilibrata per far sì che se domani ti devi spostare in un senso piuttosto che nell'altro sei in grado di modificarti senza avere grandissimi problemi. Facciamo un esempio, vediamo le banche. Le banche si sono costruite nel tempo con delle organizzazioni spaventose, no? In termini sia di costi che di strutture che di impostazione. Per potersi alleggerire abbiamo visto che miracoli hanno dovuto fare, no? Hanno dovuto fare e quanto carburante hanno dovuto scaricare, tant'è che chi ha fatto la banca nuova negli ultimi tempi l'ha realizzata con dei costi notevolmente più bassi ed essendo molto più agile, molto più snello e molto più aggressivo anche. Quindi ci vuole quella giusta attenzione, perché se tu oggi ti appesantisci troppo nel luogo dove sei, dove vivi, probabilmente corri il rischio di non poter essere flessibile e di organizzarti in maniera diciamo più rapida e veloce per corrispondere a quelli che sono i mercati che cambiano in maniera molto veloce. Prima dell'ultima domanda di Antonella volevo chiederti, Adriano Luci, l'anno scorso una proposta, nuova esperienza, squadra di basket a Cividale, sì alla sponsorizzazione da parte del gruppo Luci con Gesteco a questa nuova avventura. Perché hai detto sì a questa avventura, che peraltro è stata anche molto fortunata e bella, una cavalcata fino alla finale per accedere in A2, persa all'ultimo momento, ma arrivati in finale, quindi un'esperienza positiva e vincente? Ma, lo dico sempre col sorriso, perché quando mi ha contattato Davide Mikalic ci ho messo veramente tanto a rispondere, quindi dopo 2 minuti abbiamo risolto il problema in sostanza. Questo perché la nostra famiglia è sempre stata attenta al territorio, a quello che avviene attorno al territorio, e con una convinzione che le aziende devono guardarsi attorno e soprattutto devono saper avere un occhio di riguardo a quello che è la società che le circonda. E lo facciamo sia in termini di contributo, diciamo, a situazioni particolari, sia di sostegno a piccole squadre, piuttosto che. Quindi l'abbiamo sempre fatto con un credo molto forte e lo continuiamo a fare. Questo progetto mi è piaciuto da subito perché ha messo in pista un entusiasmo incredibile da parte non solo di Davide, che ne ha veramente tanto, è un vulcano, ma anche dei suoi collaboratori e delle persone che in qualche modo si sono mano a mano collegate a questo progetto. Per quanto ci riguarda, noi che viviamo su questo territorio, lavoriamo prevalentemente sul territorio regionale, ma diciamo ci muoviamo un po' in tutta Italia all'estero, ma siamo
il nostro core business è qui, siamo qui che noi mostriamo la faccia, noi ci siamo, noi abbiamo il piacere di condividere le cose serie. Abbiamo detto sì e di conseguenza abbiamo cercato anche di coinvolgere altri soggetti, altri imprenditori, altre aziende che in qualche modo dessero sostegno ad un progetto che, siccome vede molto, è molto, come si può dire, contaminante, nel senso che ha già coinvolto altri progetti, no? Quindi è federativo, se vogliamo. E siccome il basket per noi ha rappresentato 7 anni della nostra storia aziendale, in passato proprio a Cividale, sommando tutte queste cose abbiamo pensato che si poteva, esatto, non si poteva dire che sì. Antonella, torniamo all'azienda e poi chiudiamo. Torniamo all'azienda, al team e il gruppo Luci. Qual è stata la sorpresa più grande che hai ricevuto dai tuoi collaboratori? Perché qual è stata una sorpresa che ti ha particolarmente colpito? Che vuoi raccontare? Ma devo dire, sicuramente nel momento del Covid, di questa pandemia, ho visto una serietà e una determinazione, una volontà di guardare oltre, che per alcuni aspetti mi ha stupito, per altri invece mi ha confermato quello che è una convinzione che abbiamo sempre avuto, che i nostri collaboratori sono dei collaboratori importanti e sono delle rocce. Quindi questo fatto ci ha dato maggior carica, no? Nel cercare di passare un momento difficile, perché ovviamente abbiamo vissuto tutti questo momento con apprensione, con difficoltà, ma abbiamo cercato ogni giorno comunque di avere il sorriso, cercando di inventarci qualche cosa per guardare oltre e per pensare che passasse tutto prima possibile, in sostanza. Ecco. Quindi questo momento particolare della pandemia mi ha dato un segnale molto forte da parte dei collaboratori e di questo li ringrazio ovviamente. Bene, e con queste belle parole di Adriano Luci noi vi salutiamo, ringraziamo Adriano Luci per essere stato con noi, ringrazio Daniele Damele, ospite fisso della trasmissione. Vi ricordiamo che potete rivedere la puntata anche online, i sottotitoli, oltre che sul canale 113 FVG Channel BHTV. Grazie amici telespettatori e arrivederci alla prossima settimana. Buonasera.